4.973, 220 solo nei primi mesi di quest'anno. Sono le donne identificate e aiutate nell'ULSS 2 da quando è stato adottato nel 2017 il Codice Rosa, protocollo che prevede un percorso dedicato all'accoglienza e alla presa in carico delle donne vittime di violenza nei pronto soccorso e che le accompagna dalla fase del triage fino alle dimissioni. Le pazienti prese in carico hanno un'età compresa prevalentemente tra i 25 e i 54 anni, ma non mancano casi anche tra donne over 75. Le forme di violenza riscontrate sono principalmente fisiche, psicologiche, sessuali ed economiche. A loro tutela l'ULSS 2 ha voluto realizzare all'interno dell'ambiente del pronto soccorso degli spazi che offrissero un contesto più sicuro e riservato alle vittime di violenza e ai minori che le accompagnano, nei quali poter ricevere cure mediche più adeguate e, se necessario, anche trascorrere la notte in un ambiente confortevole. Nasce da qui la stanza rosa dell'ospedale di Castelfranco. Vengono accolti all'interno del pronto soccorso di Castelfranco per creare ovviamente un ambiente favorente a loro e contemporaneamente prenderli in carico loro e anche i minori per poi evitare che altri episodi di questo tipo possano avvenire. La stanza si affianca a quella già attiva nel pronto soccorso di Montebelluna, la stanza dell'Abbraccio di Conegliano e all'Isola Rosa del pronto soccorso di Treviso. Sono previsti ulteriori spazi negli ospedali di Oderzo e Vittorio Veneto. Si auspica che questi ambienti vengano poco utilizzati e insomma grazie a chi si è dato da fare, a chi si è prodigato perché tutto questo potesse avvenire